Ciao amici di Archio Sarrabus. Buon Ferragosto. È vero, oggi è Ferragosto, ne abbiamo deciso di passarlo al mare. Sì. Al mare però il mare è vicino, ma diciamo Un mare di pietre, ecco. non si vede. Oggi andiamo a visitare un sito molto bello che non... Scusate questa cosa, ma non vi diremo neanche questa volta dove si trova, perché è un sito non censito, un sito molto, molto delicato. È un sito che io conosco già da qualche annetto, che oggi voglio far conoscere a Marco. Sì. So che si emozionerà perché a lui gli piacciono i buchi nelle pietre. Qua già da lontano vedo tanti buchi. Ci saranno diverse sorprese che adesso non vi sveleremo, ma preferiamo darvi queste notizie pian piano che arrivano, in modo un po' da non rovinare la suspense. Ma questa volta lo troveremo a botta sicura? Sicuro al 100% perché è in noi, siamo già quasi arrivati. Ok. Bene, proseguiamo. L'ambientazione è sempre la stessa, rocce granitiche, macchia mediterranea, lentisco, olivastro soprattutto, quindi potrebbe essere un posto qualsiasi del Sarrabus. Qua c'è un bucchetto, è pieno di questi diciamo taffoni naturali. Sì. Questa è la tana dei like, questa è la tana del cane. Sì, allora c'è praticamente questa traccia qua che è abbastanza difficile da decifrare. Questo resto di muro che c'è un andamento semicircolare, poi c'è una traccia lì anche, quindi può darsi che ci fosse qualche edificio, non so se è riferibile per esempio a un piccolo villaggio. All'inizio ho avuto l'impressione della tomba, però è veramente difficile fare una valutazione sulla base di quello che è rimasto. Può sembrare anche banale, ma è un istinto naturale. Non possono mancare Savi con Murisco. bella gotta, tra l'altro, quasi a ora di raccoglierle. E ora il punto più difficile, critico. Questo. Opla. Allora, qui siamo nel nuraghe, qui c'è il nuraghe, perché noi partiamo già con un nuraghe, se tu adesso vieni con me Marco, ti faccio vedere, attento Marco, attento, questa è una citazione, lì c'è il nuraghe, qui c'è questo pianoro, bello, ma è proprio piano perfetto, che è delimitato da questi muri, che adesso non so se magari è un muro di chiudenda più recente, però proprio a ridosso del nuraghe c'è questo pianoro qua che si vede che è artificiale. Ecco qua, c'è questo muro che praticamente si interseca col muro del nuraghe più avanti, e qui c'è il crollo del nuraghe. Allora, muri interi ne sono rimasti veramente pochi, probabilmente sono sotto il crollo, che è tanto. Siamo giunti in cima e qui c'è la prima grande piccola sorpresa. Piccola perché so che però è una cosa che a me mi ha scioccato, mi ha colpito in maniera, e adesso vi faccio capire il perché. Andiamo. Ecco, questa è la prima piccola grande sorpresa per me, perché sembra un grande mucchio di resti di fusione. Guardate qua, di fusione primaria. Questa probabilmente è la schiuma che veniva, guarda qua, guarda questo pezzo, guarda, e poi frammentato a un sacco di coci, ma questo vedi è tutto guarda qua, questa bollicina di metallo. Sì, e poi il colore anche mi ha colpito, sì. Molto scuro. C'era quel pezzo che avevo preso prima, dopo scaresce. L'hai buttato lì, aspetta a prendere. Ah, eccolo qua. Ma è intero questo. Questo è solo da montare. Marco, guarda.
Ma, sì. Sembrano, poi il bordo è talmente grande che sembrano comunque appartenenti a qualche brocca di grandi dimensioni. Poi questa pietra sembra quasi un pestello. C'era anche l'altro pezzo. Guarda che meraviglia. Coach, guarda, un grumo di terra. Piccola grande sorpresa, vero? Poi la seconda grande sorpresa, Marco, è qua. E qua cosa facciamo? Parapendio? No, ci arriviamo, però vuoi cominciare a dare un'anteprima? Tienimi. Cacchio, guarda cosa c'è. Mamma. Questo volevo far vedere, Marco, come al solito delle nostre zone, come al solito una struttura, un nuraghe costruito sfruttando questi grandissimi blocchi di granito esistenti sul territorio, ma non solo, sfruttavano il granito, sfruttavano anche la vicinanza al mare e quindi si va a Sagoccio a Era bella grande. delle zone dove la comprare, magari la prendevano da Villapuzzo. Cerchiamo di dare. Allora Marco, adesso noi ci addentriamo nella seconda piccola grande sorpresa, che però è più strutturale. Lì siamo arrivati, c'era questa cosa bellissima da vedere, qua ce ne sono tante di cose belle da vedere che però